Un dramma nella notte con un'escursione in montagna che si è rivelata fatale per un pensionato friulano. Un uomo residente a Pontebba, Flavio Pesamosca, 70 anni, è mancato durante un'escursione in montagna nei pressi di Passo Pramollo mentre si dedicava a fotografie notturne. Mentre percorreva un tratto di cammino sulla via del ritorno in ripida salita, si è accasciato improvvisamente al suolo. L'uomo era in compagnia di un minorenne che ha dato subito l'allarme. La Sores ha attivato la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l'Elisoccorso regionale che si sono portati immediatamente sul posto. Purtroppo non c'era già più nulla da fare e sono state vane tutte le manovre di rianimazione. Sono intervenuti 4 tecnici della stazione arrivati in jeep dopo un'ora di percorso su strada sterrata da Passo Pramollo, come si vede dall'immagine della mappa. L'intervento, con attivazione arrivata alle 20:30, si è concluso intorno all'1 con constatato il decesso di Flavio Pesamosca. Intorno alle 22:30 anche la stazione di Magnago era stata allertata da 2 giovani che avevano sentito dei richiami lungo il torrente Arzino. Giunti sul posto, i soccorritori si sono divisi in 2 squadre assieme ai vigili del fuoco nei pressi del camping Free Camping, ma l'intervento non ha rilevato alcuna persona in difficoltà. Con anche queste operazioni che si sono chiuse intorno all'1, si è conclusa invece così con la morte di Flavio Pesamosca alla missione del soccorso alpino di Moggio Udinese, con il 70enne che è scomparso mentre coltivava le sue 2 più grandi passioni, le escursioni in montagna e soprattutto la fotografia. L'uomo, pensionato da tempo, aveva dedicato gran parte della sua vita a guardare il mondo da un obiettivo fotografico, con anche alcune mostre effettuate quando era in vita. È stato anche dipendente dell'Unione Artigiani Friuli a Pontebba, Tarvisio e infine a Tolmezzo.